Buongiorno, bentornati con Focus TG. Una clamorosa svolta nell'omicidio di Matteo Toffanin, ucciso 30 anni fa, come dice il Mattino di Padova in prima pagina. 2 nuovi indagati, è confermato che è stato ucciso per uno scambio di persona, ci sarebbero le prove, ci sono anche le foto dei 2 indagati. Pare che l'obiettivo fosse un esponente della banda della mala del Brenta. Avremo tra pochissimo tutti i dettagli. Andiamo avanti con la cronaca nera, perché un fatto gravissimo quello di ieri a Castelfranco, un 50enne adescato in chat, sequestrato, legato e rapinato, e in manette sono finiti 2 ragazzi di 18 e 20 anni ed un minorenne di 15. La vittima è stata salvata dai carabinieri. Oggi interrogatorio di garanzia per questi 3 i responsabili di questo fatto, e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Vediamo il servizio. Drammatica la scena che si è presentata ai carabinieri. La vittima a terra, immobilizzata, sopra lui uno dei suoi aguzzini, l'altro poco distante, tutti e 2 armati di coltello con lame di 8 e 9 centimetri ed uno storditore elettrico. L'intervento immediato dei militari dell'Arma ha scongiurato che potesse accadere qualcosa di ancora più grave. Il blitz è scattato dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti a Vedelago in un edificio che si affaccia sulla statale. Sono intervenuti qui i carabinieri in questa casa in costruzione abbandonata. Qui hanno trovato la vittima legata a mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. Nel pomeriggio di sabato, attorno alle ore 16, i carabinieri di Castelfranco Veneto, durante uno di questi servizi di prevenzione, hanno notato uscire dal casolare stesso un giovane in sella ad una bicicletta. Hanno proceduto al suo controllo e il giovane è stato trovato in possesso di una tessera bancomat, un portamonete con all'interno una somma di circa 60 euro e anche il codice PIN del bancomat stesso, oltre anche alle chiavi di un'autovettura. Immediatamente è stata fatta irruzione nella casa. Al piano interrato è stato trovato l'ostaggio, seviziato, picchiato selvaggiamente, in balia dei malviventi. 2 ragazzi nulla facenti italiani di 18 e 20 anni, parzialmente travisati, che sono stati bloccati dai militari. Grazie all'intervento effettuato appunto nell'immediatezza, nell'urgenza della drammaticità della situazione, la vittima è stata liberata ed è stata immediatamente condotta presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, dove le sono state diagnosticate lesioni varie per una prognosi di circa 30 giorni. Una trappola diabolica, quella pianificata nei minimi dettagli dai 3 giovanissimi. La vittima, impiegato 50enne, aveva conosciuto da qualche tempo uno dei 3 ragazzi in una piattaforma social e dopo alcuni scambi di chat aveva consentito di incontrarlo in quel casolare. Una volta all'interno ha trovato ad attenderlo i complici che lo hanno prima stordito con un taser e poi colpito ripetutamente in tutto il corpo. Volevano i soldi, i suoi effetti personali, volevano ed avevano ottenuto il codice PIN del bancomat per prelevare i soldi. Gli investigatori pensano che questo non fosse il loro primo colpo e lanciano un appello. L'intendimento è proprio questo, di invitare altre persone che per motivi di riservatezza non abbiano ancora denunciato fatti analoghi dei quali sono rimasti vittime, di presentarsi presso i carabinieri di Castelfranco Veneto e verrà fornito loro massimo ausilio, e quindi anche chiediamo il supporto di altre vittime per la prosecuzione delle indagini. I 3 arrestati dovranno rispondere di sequestro di persona, rapina aggravata, lesioni e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ieri in un primo momento si era parlato di altri possibili sequestri organizzati, compiuti da questa banda, di ragazzi, di altri ragazzi, poi in realtà la vittima era un 50enne. Ovviamente sconcerto tra coloro che conoscono questi giovani e soprattutto veramente lo sconcerto, lo sgomento dei sindaci di Castelfranco e di Vedelago. Vediamo. Ragazzi senza precedenti penali, il più giovane il minorenne studente in un istituto tecnico, gli altri 2 disoccupati, figli di famiglie normali, senza problemi. Eppure la drammaticità di quello che hanno commesso disegna i contorni di un disagio profondo. Lascia attoniti, lascia sgomenti la comunità. Il primo sentimento è quello di rabbia, ti sembra poi impossibile che accada vicino a te. La seconda riflessione è capire il disagio che porta a queste situazioni.
altro non c'è da dire. Gli fa eco la sindaca di Vedelago Cristina Andretta. Ci ha lasciato davvero senza parole, non so nemmeno comprendere la gravità della situazione. Infatti davvero è quasi impossibile da credere proprio anche qui nei nostri territori. Insomma, fortunatamente non siamo soliti a cose di questo genere. Ringrazio le forze dell'ordine che quantomeno sono intervenuti in maniera molto rapida e quindi sono riusciti ad intervenire, ma i contorni di questa scena fanno rabbrividire. Poi aggiunge: non voglio pensare, non voglio neanche comprendere chi siano, ma posso solo immaginare come si sentano anche le loro famiglie, perché penso che sì, anche da genitore lì veramente ti fermi e sei disarmato. Ragazzi non conosciuti nemmeno ai servizi sociali. Sappiamo che le reti, le istituzioni stanno lavorando per la forma di prevenzione del disagio, per il supporto alla scuola, supporto alle famiglie, però evidentemente le code del Covid piuttosto che questo sentiment generalizzato di difficoltà oggi fa bisogno di un supporto maggiore. E si consultano gli psicologi, si accusano i videogiochi, la violenza nei video e anche in certi film, ma di fatto poi questi episodi di cronaca si moltiplicano, sono tantissimi ragazzi che sono coinvolti in questi fatti e ci colleghiamo con Dolo, dove c'è Ilaria Marchiori, con il sindaco di Dolo, perché ci sono state risse e violenze compiute da giovanissimi che sono stati poi identificati, sgominata una banda di 10 minorenni. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio riagganciandoci anche a quelli che sono i reati che vengono compiuti ormai sempre più spesso da minorenni, siamo insieme qui al sindaco di Dolo Gianluigi Naletto per parlare proprio di questa baby gang che è stata sgominata dai carabinieri della tenenza di Dolo. Le accuse sono anche numerose, perché si tratta di violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione, disturbo della quiete pubblica. Stiamo parlando di 10 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si tratta di accertamenti da parte dei carabinieri che sono durati mesi e oggi si è arrivati appunto a questa notizia. Ma siamo appunto qui insieme al sindaco di Dolo perché innanzitutto c'è da dire che questi ragazzi non sono nuovi, cioè li stavano già seguendo appunto da mesi, ma anche lei stesso li conosce e cercava di coinvolgerli in altre attività, se così possiamo dire. Sì, buongiorno, è vero, ragazzi non solo di Dolo ma anche dei paesi limitrofi che esprimono una modalità di fare che è la ricerca di conquistarsi un ruolo nella società attraverso atti eclatanti. Di per sé siamo di fronte a ragazzi che conosco bene, anche perché con loro ho instaurato un rapporto che è quello di far capire ciò che a loro manca, cioè quello che si può fare e quello che non si può, quali sono le conseguenze nel fare una cosa che va contro le regole, e credo sia questo che manchi. Ragazzi che hanno in alcuni casi anche delle criticità familiari, più che altro di destrutturazione di un nucleo dove le linee educative del papà sono diverse da quelle della mamma. Allora di fronte a questo ecco che siamo in una fase dove l'autorità giudiziaria arriva poi ad un percorso che non è solamente quello dell'ascolto da parte nostra e del tentativo di incanalarli nel solco appunto della legittimità dei fatti. Di fronte a questo dispiace molto, qui siamo di fronte ad un fallimento, e uso parole forti, del sistema sociale che deve riprendersi un po' quel ruolo educativo, plurale, di far capire appunto, riprendendo i fondamentali del vivere comune, quello che si può fare e quello che non si può, con serenità ma determinazione, ed è questo che ogni qualvolta ricevo segnalazioni al cellulare o attraverso la nostra polizia locale, confrontandomi con l'Arma dei Carabinieri, che ringrazio anche per ciò che sta facendo e che continua a fare, si arriva poi a questa
notizia, ecco, che dà il senso, no, di fatti che sono fatti importanti, ma che a monte non hanno una consapevolezza del rischio da parte di chi li compie, ed è qui il fattore che più mi spaventa. Arriviamo dopo, noi dobbiamo arrivare prima, perché la sfida è educativa e, ripeto, non può essere solo, e ci deve essere, della famiglia, ma da parte di tutti. Per cui su questo credo che l'autorità giudiziaria farà sicuramente e darà il giusto peso a ciò che hanno compiuto, in una formula che è appunto rieducativa, che è quella che serve oggi per tentare, ecco, di riequilibrare una cittadinanza oggi deviata, purtroppo. Ecco, tra l'altro non sono pochi i colpi di cui si sono resi responsabili questi 10 minorenni. Si tratta di un furto in un supermercato di Dolo, 3 ciclomotori parcheggiati danneggiati, parecchi istituti scolastici del comune sono stati protagonisti di 2 risse, il danneggiamento di un'auto, furto di oggettistica varia che era esposta in varie attrazioni del Luna Park della Sagra Paesana, e poi ce ne sono altri. Quindi sì, giustamente quello che dice anche il sindaco, adesso hanno agito i carabinieri, ma poi bisognerà attivare tutta una rete anche per cercare di in qualche modo aiutare questi ragazzi e poi le loro famiglie. Qui da Dolo io ringrazio il sindaco Naletto e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e al sindaco Naletto. Andiamo avanti con un altro fatto di cronaca che risale a 30 anni fa. A Padova era stato ucciso un giovane di 23 anni, Matteo Tofanin, ed è confermato che era stato assassinato per uno scambio di persona. Il vero obiettivo era Marino Bonaldo, un uomo di Felice Maniero e quindi della Mala del Brenta. Oggi Bonaldo sarà sentito dal pubblico ministero e è stata questa la svolta dovuta alla riapertura dell'indagine. Vediamo. 2 persone iscritte nel registro degli indagati. La procura di Padova ha riaperto il caso dell'omicidio di Matteo Tofanino, ucciso a 23 anni la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni alla Guizza mentre rincasava dal mare con la fidanzata, anche lei ferita nell'agguato. Da sempre si sosteneva che il giovane fosse stato ucciso per uno scambio di persona. Aveva la stessa macchina di un pregiudicato che viveva proprio davanti all'abitazione della fidanzata Cristina Marcadella. La donna in tutti questi anni, insieme alla famiglia Tofanina, ha sempre chiesto giustizia per Matteo, visto che all'epoca, dopo le indagini preliminari, il procedimento a carico di ignoti venne chiuso. 6 anni fa, in occasione del 25° anniversario della morte di Matteo Tofanin, in un'intervista ai nostri microfoni, Cristina Marcadella chiedeva proprio la riapertura dell'indagine. Io né lui avevamo niente a che fare con la malavita o la mafia. Quindi ho deciso di intraprendere questo cammino perché se ne parli o se ne riparli e perché eventualmente vengano anche riaperte le indagini. Oggi gli investigatori stanno nuovamente seguendo la pista dello scambio di persona e proprio in queste ore il pubblico ministero sentirà quella che si ritiene essere la vittima designata dell'azione del killer, Marino Bonaldo, 70 anni, pregiudicato, sospettato di essere stato all'epoca in affari con la banda di Felice Maniero, sia nel traffico di droga che nelle rapine. All'origine dell'agguato ci sarebbe stata proprio una partita di droga mai pagata. I 2 possibili assassini di Tofanin sono 2 padovani, entrambi sono indagati per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Gli investigatori sono arrivati a loro grazie a nuove testimonianze raccolte. Nei giorni scorsi anche la fidanzata, che per tutto questo tempo non si è mai arresa, è stata nuovamente sentita dai magistrati. Sono stati ritrovati a Sant'Angelo di Piove di Sacco i resti carbonizzati di un uomo. Per gli inquirenti si tratterebbe di un gesto estremo. Aveva perso la sorella il giorno prima e il suo dolore si è tramutato in un gesto estremo. Il corpo di un 70enne di Sant'Angelo di Piove è stato trovato carbonizzato in un campo vicino casa. È stato il figlio a scoprirlo, allertato dalla madre che non vedeva il marito da ore. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo, nessuno avrebbe sentito grida o richieste di aiuto. Vicino al corpo i carabinieri avrebbero trovato una tanica di benzina. Sembra che dopo la perdita della sorella il 70enne fosse caduto in un disagio profondo.
I familiari attendono il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale dell'uomo. Un frontale sulla Castellana a Riese Pio X. Ad essere coinvolte sono state una Peugeot e una Citroën di colore nero. L'incidente è avvenuto verso le 9 di questa mattina, poco distante dalla concessionaria di trattori di via Kennedy. Entrambe le auto, dopo il violento impatto, sono finite nei 2 fossi che costeggiano la carreggiata. 2 le persone rimaste ferite, una trasportata all'ospedale di Castelfranco Veneto e una con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. Uno dei 2 feriti è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del SUEM 118, nel luogo dell'incidente sono arrivati anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture in luogo del sinistro. Andiamo avanti con un altro incidente. Tra l'altro avrete notato che moltissimi mezzi finiscono infossati nei fossi, nei canali. È davvero una delle caratteristiche di questi incidenti e si sta cercando di ipotizzare una protezione, non soltanto guardrail, ma qualcos'altro che possa impedire a questi veicoli di finire fuori strada. C'è stato un incidente stradale ieri sera in città a Vicenza, una vettura monovolume è finita contro un mezzo agricolo rovesciandolo. Violento scontro tra un'auto e un trattore ieri sera lungo strada Postumia. Il mezzo agricolo, dopo l'impatto, è finito rovesciato sul fianco destro della carreggiata. Feriti entrambi i conducenti dei veicoli, fortunatamente riportando solo traumi lievi. L'impatto è avvenuto verso le 19 nei pressi dell'incrocio verso Quinto Vicentino. Oltre ai mezzi di soccorso del SUEM, l'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza la strada e i mezzi. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi. E nuove accuse sono state rivolte a Stefano Pellegrini, l'uomo di Solesino già indagato per avere lanciato dell'acido contro l'ex moglie. Si difende strenuamente, ma i carabinieri acquisiscono tanti messaggi inviati all'ex compagna. Tra l'altro ieri intervista esclusiva all'uomo di Valentina Visentin. Vediamo. Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio, per cosa... Ma... Ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene, perché sicuramente mi odia, perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Lei è innocente? Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera? Sì, era a casa. Continua a professarsi innocente Stefano Pellegrini, ma in queste ore si aggiunge anche l'accusa di stalking. Il 58enne di Solesino è indagato per lesioni personali, sospettato numero 1 di aver lanciato dell'acido contro la sua ex moglie. Per lui l'accusa di tentato sfregio contemplato nel codice rosso che tutela le vittime di violenza di genere. I carabinieri però, dopo aver ascoltato i racconti della donna ferita, hanno aggiunto anche il reato di atti persecutori. Controllati i numerosi messaggi ritrovati nel cellulare dell'uomo indirizzati all'ex moglie con toni duri e provocatori. Pellegrini ammette che in passato c'erano state delle conflittualità, ma mai lo stalking. Respinge le accuse di aver seguito la donna. I carabinieri stanno anche indagando sul grave episodio avvenuto la notte tra il 21 e il 22 gennaio, quando l'auto della 52enne è stata bruciata nel parcheggio di casa. La donna, ascoltata a lungo dai carabinieri, dice di aver riconosciuto il suo aggressore, che era tutto vestito di nero e col volto coperto, ma lei lo ha riconosciuto dalla camminata. E poi ci sono le accuse pesanti di uno dei figli della coppia, che ha chiamato il papà puntando il dito contro di lui subito dopo l'aggressione. Vuole dire qualcosa a suo figlio? Che stia tranquillo. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo. Spero di sì. Spero di sì. Stefano Pellegrini continua a ripetere che la sera dell'aggressione all'ex moglie, avvenuta giovedì 16 febbraio a Sant'Elena sotto casa di lei, era nella sua abitazione di Solesino insieme all'anziana madre a guardare la televisione. Il suo alibi è stato confermato dall'87enne. Intanto si attendono i risultati delle analisi del RIS di Parma sui tamponi effettuati per individuare la sostanza corrosiva usata per l'aggressione.
E continua la guerra allo spaccio della droga con espulsioni, rimpatri, ed è stato espulso anche un 27enne tunisino che maltrattava la compagna. Succede a Padova. Da un controllo antidroga si è scoperta invece una storia di maltrattamenti. La polizia ha disposto il rimpatrio di un tunisino di 26 anni. Lo straniero è stato trovato nell'abitazione della sua compagna dove nascondeva la droga. La donna, appena visto gli agenti, ha raccontato che il giorno prima per gelosia il fidanzato l'aveva presa con la forza costringendola ad entrare nella vasca da bagno dove l'aveva versato per diversi minuti dell'acqua gelida. Poi l'ha picchiato e le ha spruzzato dello spray al peperoncino sul viso e infine l'ha chiusa nuda all'interno del bagno. I poliziotti hanno portato il 26enne in questura dove è risultato essere clandestino. Visti i suoi precedenti per spaccio, percosse e minacce, lo straniero è stato rimpatriato. E uno spacciatore è stato colto sul fatto con 2 kg di marijuana a casa a Bassano del Grappa. Vediamo. Colto in flagranza un uomo di 48 anni a Bassano del Grappa per spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato era addetto alle pulizie di un supermercato bassanese nelle cui immediate vicinanze si svolgevano i traffici illeciti. Le segnalazioni hanno portato gli agenti ad osservare i comportamenti dell'uomo che, nella serata di ieri, è stato sorpreso assieme a un altro ragazzo scambiarsi qualcosa per poi allontanarsi in fretta. La polizia ha fermato i 2 soggetti, trovando nelle loro tasche più di 20 grammi di cannabis e 200 euro in contanti, per poi procedere alla perquisizione dell'abitazione del 48enne. Qui sono state ritrovate anche 43 pastiglie di ecstasy, 12 francobolli di LSD, 11 grammi di cocaina e più di 2 kg di marijuana in varie forme. E daremo poi voce al vecchio leone della politica trevigiana, Giancarlo Gentilini, che a 94 anni ha deciso di staccarsi la stella da sceriffo e di lasciare la politica. Lo sentiremo dopo, intervistato da Christian Arboit in diretta da Treviso. Andiamo avanti con la cronaca nera. C'è stata un'operazione della Guardia di Finanza al mercato di San Valentino a Pozzo Leone, siamo sempre nel Bassanese. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oggetti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. 3.000 prodotti non sicuri sequestrati e sanzioni per oltre 4.000 euro. È il bilancio dei controlli fatti dalla Guardia di Finanza di Bassano alla fiera di San Valentino di Pozzo Leone negli ultimi weekend. Gli articoli sequestrati, che violavano il codice del consumo, erano in vendita presso gli stand di 4 venditori ambulanti provenienti da varie zone d'Italia e che sono stati multati anche per un totale di 4.128 euro. La merce era priva delle informazioni minime in lingua italiana. In particolare sequestrati oltre 2.500 articoli di bigiotteria e pelletteria, tra cui collane, bracciali, orecchini e borse, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori, e circa 500 prodotti elettrici per i fai da te, come strumenti per il giardinaggio e trapani avvitatori pericolosi per la sicurezza della persona. Aveva la cuccia del suo cane nella cucina. È la titolare di un noto locale pubblico del centro di Padova che è stata multata al termine di un controllo dei NAS, dei carabinieri. Purtroppo l'amore per gli animali porta anche a queste sanzioni. Vediamo. Dovrà pagare un importo pari a 3.000 euro la donna di 53 anni, titolare di un noto locale del centro di Padova. Diverse le carenze igienico-sanitarie riscontrate dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità del comando provinciale di Padova nel corso di un controllo dove hanno sorpreso anche il cane di proprietà della donna nel locale adibito a cucina dove era stata sistemata la sua cuccia. Per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, la titolare dovrà rispondere all'autorità sanitaria. E ci sono fatti che riguardano il lavoro e tanti ragazzi cercano lavoro, tanti lo trovano all'estero, c'è occupazione in Italia, ci sono posti liberi ma non si riesce mai a trovare l'incontro tra domanda e offerta così come dovrebbe essere. Sentiamo la storia di una ragazza in difficoltà, vediamo. Da una parte uno pensa le persone i giovani non vogliono lavorare, dall'altra parte i giovani loro non mi vogliono pagare, ho bisogno di fare esperienza, però appunto non c'è un punto di incontro da nessuna parte. L'unico punto di incontro sono i tirocini, ma i tirocini
non puoi sopravvivere facendo un tirocinio, devi essere fortunato per riuscire a farlo. Ci sono da pagare l'affitto e poi le spese universitarie e libri, anche per chi cerca lavoro non è facile. La storia di Fiammetta, 22enne, studentessa padovana, fotografa la situazione di molti giovani che cercano lavoro part-time per potersi pagare gli studi. Spesso raccontiamo le difficoltà di esercenti che per mesi cercano dipendenti senza trovare qualcuno. Ci raccontano di tante persone che respingono le opportunità di lavoro, di curriculum che arrivano senza esperienza, ma per inquadrare il fenomeno bisogna sentire anche l'altra campana, quella dei ragazzi che cercano lavoro. Già ai tempi del Covid era stato proposto un lavoro da 25 ore settimanali per controllo Green Pass a 350 euro mensili. È vero, è un part-time. Alla mia domanda perché così poco mi è stato risposto devi solo controllare il Green Pass. E quindi, nel senso, devo pagarmi un affitto, devo pagarmi gli studi, non posso accettarlo. Stipendi bassi, richieste di orari extra che non si conciliano con lo studio, difficile far combinare le esigenze. Motivi per cui uno arriva anche a mollare il lavoro è il fatto che, studentessa, sto cercando un part-time, mi viene a chiedere 35 ore a settimana, risulta assolutamente infattibile come cosa. È vero che sono a volte i ragazzi che non vogliono il lavoro regolare, perché a noi ci è stato detto così, noi proponiamo un lavoro regolare, ma tanti hanno paura di perdere i bonus, i benefit. Allora, che i ragazzi non vogliono il lavoro regolare? Assolutamente no, anzi, perché comunque è una tutela in più. È vero, ci sono alcune persone, ne ho conosciuto un paio, che preferivano il contratto a chiamata rispetto a quello che poi dopo proponevano, nel caso era l'apprendistato, perché oggettivamente guadagnavi molto di più. Per trovare lavoro ci vogliono parecchi mesi, dunque non è facile per chi cerca dipendenti, ma non è facile nemmeno per chi vuole lavorare. E queste sono le storie dei giovani che cercano un'attività e spesso, il più delle volte, fanno una grande fatica a trovarla. Vediamo la storia che pubblica il Gazzettino su una farmacista che resiste sui monti, senza sussidi e collaboratori. Se mi ammalo devo chiudere. Sono storie che seguiamo spesso sui nostri telegiornali e seguiremo anche questa. Vediamo un altro titolo dal Gazzettino, sempre per quanto riguarda la cronaca. Raid in sagrestia, a Mestre succede, parroco minacciato e derubato di 1.600 euro di offerte dei fedeli. Breve stacco pubblicitario e poi torniamo. Altre notizie, altri collegamenti con i nostri colleghi in diretta dalle province del Veneto e poi nella seconda parte la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Parleremo delle grandi infrastrutture, delle opere in corso. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, i treni ad alta velocità passeranno anche da Vicenza, una grande opportunità, ovviamente controlli sulle risorse del PNRR che stanno arrivando per salvarle da infiltrazioni mafiose, ne abbiamo parlato, ma poi c'è anche la questione degli espropri, come è successo già per la Pedemontana o per il passante di Mestre. I cittadini si lamentano, protestano e formano dei comitati. Ci colleghiamo in diretta con Guido Barbatto. Eccoci, buongiorno da Padova. Come vedete alle mie spalle, alle spalle del mio ospite, c'è una linea ferroviaria. Siamo appunto in territorio comunale di Padova, nel quartiere di Montà, quindi la periferia ovest della città. Ovest vuol dire che questa linea ferroviaria è quella che dalla stazione del capoluogo porta fino a Milano, per capirci, passando per Vicenza, Verona, Brescia, eccetera. È in corso nel territorio del veronese il raddoppio dei binari per la linea alta velocità, alta capacità. C'è poi, si parla da molto tempo del nodo di Vicenza in quanto piuttosto complicato da realizzare per il raddoppio dei binari, ma insomma arriviamo a Padova, proprio nel territorio comunale. Sono 3, forse 4 i comuni interessati in provincia di Padova, tra questi il capoluogo e in particolare
il rione di Montà. Con Claudio Vesentini, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. Ciao Guido. Buongiorno Claudio. Stiamo analizzando un po' il problema perché i cittadini sono stati colti un po' impreparati dall'avvento del fatto che i binari verranno raddoppiati nei prossimi anni e non solo i cittadini, poi Vesentini ci rivelerà qualche retroscena. Ed è chiaro che il fatto che si debba raddoppiare appunto la linea ferroviaria esistente, cominceranno gli espropri, gli sbancamenti, lavori per anni per un'opera sì molto attesa, che si dice anche permetterà di far andare anche i treni regionali più veloci, quello che speriamo tutti, anche i treni insomma dei pendolari e di chi studia, speriamo sia davvero così. Però Vesentini, forse è mancata un po' la comunicazione. Ma forse magari sono anche impulsivo io, perché ho colto tutti quanti un po' impreparati. Premesso che la storia di Montà è quella ormai conosciuta dai più vecchi qua del quartiere, che essere il Canton della Paia, nel senso che Montà è nota perché è sempre stata chiusa dalla linea ferroviaria. L'alta velocità ci dà una grande opportunità proprio di emergere come quartiere e di unirsi con il resto della città. Allora ho proposto perché non partire in anticipo. Infatti ecco perché sono stati colti tutti quanti di sorpresa da questo mio intervento, dove ho detto: ragazzi, cominciamo a ragionare fin da adesso, abbiamo dei sottopassi che sono precari per come sono stati fatti, altri sono delle strozzature vere e proprie, vedi via Capitello, vedi via Noli a senso unico, che spesso bisogna aspettare che passa l'altra macchina. In più abbiamo anche delle criticità come il sottopasso che c'è in via quello di via Cagni, che quello, se si prevede l'interramento della ferrovia, probabilmente sparisce. Perciò abbiamo delle situazioni veramente che ci danno l'opportunità di migliorare parecchio il quartiere. Oltretutto la via principale di Montà ha una ciclabile che praticamente inesistente. Avere una ciclabile che costeggia la nuova linea ferroviaria per noi vorrebbe dire un miglioramento dal punto di vista turistico, perché la stazione collegherebbe direttamente i ciclisti che arrivano con la ciclofluviale che fa tutto il giro di Padova. Poi per i residenti soprattutto, che se devono andare verso la stazione oppure evitare il traffico della via principale di via Montà, ne sarebbero molto avvantaggiati. Cioè sono tutte piccole cose che andrebbero molto a migliorare. Poi oltretutto la storia ci insegna che i sottopassi che abbiamo ereditato dalle ferrovie dello Stato fanno acqua da tutte le parti, addirittura in certi casi sono state un po' burloscamente trasformati come dei piccoli alghetti quando si allagavano mettendoci pesci. Allora perché non mettere fin da subito, nominare un supervisore da parte del comune per evitare di avere questi pacchetti regalo che una volta aperti vediamo che sono una gran fregatura, perché sono fatti in maniera diciamo scadente. Ecco, questo si vuol fare. Però Vesentini, lei sta già andando avanti, come ho detto prima, nel senso sta già chiedendo o pensando alle opere di miglioramento dovute al fatto, all'impatto della ricaduta di una opera viaria, possiamo chiamarla viaria anche questa, piuttosto importante. Però ci sarà anche il problema degli espropri, ci sono le case che stanno già adesso vicino ai binari e adesso che verranno poi raddoppiati. Cosa possono fare i cittadini? So che vi state anche attivando per una consulenza o cercare almeno di limitare i danni, insomma. Certo Guido, allora ci siamo già organizzati preventivamente, abbiamo cominciato a fare delle riunioni settimanali dove ci troviamo con i proprietari, informiamo loro quelli che sono diciamo le azioni di autotutela della proprietà immobiliare, ma non solo, li stiamo anche valutando un po' con una situazione colloquiale che porteremo alla Ferrovia dello Stato per dire: guarda, noi siamo disposti a fare questo, tu puoi essere disposto a fare altro. Ok, quindi chiedendo le famose opere di compensazione. Quante proprietà private saranno interessate in territorio comunale di Padova e in quartiere di Montà? Sono parecchie, perché per il momento, non avendo ancora certezza di dove passerà l'opera, fai conto che il PRG Guido prevede 2 linee sia a destra che a sinistra, perciò non siamo ancora certi di dove passerà l'opera, perciò i proprietari sono tanti. Noi stiamo sentendo un po' tutti quanti mano a mano che veniamo anche a conoscerli e che ci contattano. In un quartiere non ci sarà nessun beneficio diretto dal fatto di avere un raddoppio di binari,
oggettivamente, al di là di queste opere di compensazione? Te ne dico uno fra tutti, le barriere antirumore. Se cominciassero solamente a metterci quelle, perlomeno durante la sagra potremmo parlare più tranquillamente. Già, perché la sagra, perché dietro la chiesa di Montà passa la ferrovia proprio dietro l'abside praticamente. Vesentini, senta, i cittadini di cosa temono di più? Le tempistiche, il non essere ascoltati da enti romani? No, quello che temono i cittadini secondo me non se ne rendono ancora conto, perché noi siamo davanti alla tempesta perfetta, nel senso che con i rischi che ci sono nel sviluppare quest'opera qua, che parlo di rischio bellico, abbiamo un rischio geologico e anche di possibili reperti che si possono trovare. Allora, la storia ci insegna che quando incontri questi rischi qua i tempi si allungano in una maniera disastrosa, e in più c'è anche il lavoro del Leroy Merlin che sta partendo. Noi ci possiamo trovare come una strada di via Bisce diventare la via principale per arrivare a Montà. Questa è la situazione. Sì, una via molto stretta, i nostri telespettatori magari non la conoscono tutti, molto stretta, tortuosa, che collega via Montà con via Chiesa Nuova, due delle direttrici principali per entrare e uscire dalla città di Padova. Vogliamo dare qualche informazione rapidissima in conclusione? Montà Attiva è a disposizione per i cittadini, quando, come, anche nei social abbiamo visto. Oppure potete mandarmi anche una mail a vesentini consulta6b@gmail.com. Oppure continuate a seguire insomma le nostre emittenti, perché vi terremo informati su questo arrivo innanzitutto di un progetto che deve essere ancora chiarito nei particolari, ma che quando arriverà sarà molto impattante nel territorio comunale di Padova. Ringrazio Claudio Vesentini e do la linea allo studio. Grazie a Guido Barbato, e noi andiamo da Padova, eravamo a Padova con Guido Barbato, andiamo a Vicenza da Daniele Garbin, dove sentiamo quali sono le novità e quali sono i problemi legati alla crisi idrica. Vediamo se c'è il collegamento. Ce l'abbiamo pronto? Bene, vediamo. Sì, buongiorno ai telespettatori, grazie della linea. Ci troviamo a Barbarano Mossano, siamo in compagnia di Gianni Biasiolo, che è il vicepresidente di Confagricoltura Vicenza e presidente del Siccatoio Cooperativo di Barbarano. E infatti ci troviamo all'interno dell'essiccatoio. Perché ci troviamo qui? Perché avete lanciato un problema, insomma, l'allarme, no? L'allarme siccità. Di che cosa si tratta? Una mancanza d'acqua che sta durando da troppo tempo. È una mancanza d'acqua che non era mai successa negli anni, è una mancanza che è iniziata già 2 anni fa, l'anno scorso l'abbiamo iniziata a soffrire, si sperava in un inverno molto più piovoso, non è successo, ci troviamo peggio dell'anno scorso con le semine primaverili che stanno per iniziare e non c'è acqua nei canali. Quindi adesso la situazione è molto tragica, in quanto le colture invernine che sono state seminate in autunno hanno un po' di capacità nei terreni di umidità, mentre le colture che andremo a seminare, il mais soprattutto, che è quella che usa molta più acqua, sarà veramente difficile. Difatti presumiamo un calo delle semine del mais di un 30%, perché è una coltura che se non ha acqua purtroppo durante l'estate non viene. E questo cosa comporterà come conseguenza? Significa che verranno seminate altre tipologie di produzione? È stato aumentato un po' il grano, quindi durante l'inverno è stato seminato molto più grano proprio perché necessita di molta meno acqua. Però gli allevamenti, la zootecnia ha bisogno del mais, quindi ci troveremo veramente in difficoltà per quanto riguarda proprio il mais. Dovremo fare sicuramente delle importazioni dai paesi dell'est, da chi ha disponibilità delle condizioni climatiche sicuramente più favorevoli alle nostre. Ecco, ci parlava prima anche di un concetto essenziale, cioè le banche d'acqua, no? La mancanza della progettazione, fino adesso se ne è parlato molto ma non si è fatto quasi nulla. Ecco, dicevamo, è il momento di mettere mano a che cosa? Ma sicuramente bisognerà mettere in modo strutturale alle nostre infrastrutture, e negli anni si è sempre parlato di creare degli invasi, di utilizzare le vecchie cave, di utilizzare dei posti, dei bacini per trattenere l'acqua durante quel poco di mesi piovosi che ci saranno, di riuscire a trattenerla per i mesi in cui ne avremo bisogno. Questo sicuramente sono delle opere decennali, perché non sono delle cose che si fanno in poco tempo, però bisognerà per forza fare, altrimenti l'agricoltura, soprattutto presumo che nel nord Italia, veramente avrà dei seri problemi.
Ecco, allora ringraziamo per il momento il vicepresidente Gianni Desiolo, rimandiamo i telespettatori a questa sera al TG Vicenza per ulteriori approfondimenti e restituiamo la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza. Diamo un'occhiata prima di andare avanti a alcune prime pagine. Ovviamente in apertura di tutti i quotidiani l'Ucraina, incontro tra Putin e il ministro degli esteri cinese Wang a Mosca. Il Cremlino revoca il diritto sulla sovranità della Moldavia ed è sempre più tesa la situazione. In un anno di guerra assurda è stato fatto il possibile per fermarla, l'accusa del Papa ai leader del mondo, profezie, bugie e incompetenze, 12 mesi di chiacchiere, questa è la lettura del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con la cronaca dal nostro territorio, andiamo ad Arzignano dove si parla di lavoro, di lavori utili, come surrogato di lavori che possono essere dati appunto con una convenzione a coloro che devono convertire la pena in mestieri di pubblica utilità. Vediamo. Convertire la pena in lavori socialmente utili, un'opportunità per tutti, per chi ha subito una condanna perché la trasforma in qualcosa di utile per la società, per i comuni che hanno parchi, piazze, strade da tenere pulite e lavori molto pratici negli uffici e nei magazzini pubblici. Ecco spiegata in poche parole l'utilità della convenzione rinnovata dal Comune di Arzignano e dal Tribunale di Vicenza. Permettiamo ai nostri cittadini che hanno sbagliato in un'occasione, diamo la possibilità di recuperare, di evitare salatissime multe o addirittura giorni d'arresto, permettendo quindi di convertirle in ore di lavoro socialmente utili per la città. Dal 2019 il comando di polizia locale di Arzignano ha gestito 23 casi di cittadini, l'87% maschi, tutti condannati per guida in stato di ebbrezza, che hanno convertito 1.317 giorni di arresto e 18.700 euro di ammenda in 3.345 ore di lavori socialmente utili. La pulizia dei parchi, la pulizia del cimitero, la pulizia dei magazzini comunali. Altre ore sono state impiegate per aiutare le attività di archiviazione negli uffici o per esempio per la movimentazione delle transenne per la chiusura del traffico pedonale durante il weekend. Quindi un significato forte, un aiuto anche ai nostri cittadini che se hanno sbagliato hanno la possibilità di recuperare, rendendo un servizio utile a tutta la comunità. 3 anni dal Covid, il 21 febbraio del 2020, le notizie che arrivarono da Boe Euganeo con il paziente zero, i primi contagiati, la prima vittima, e ovviamente è stata un'occasione questo anniversario per riepilogare quanto è successo, per capire anche che cosa abbiamo imparato, come ci ha detto in questa intervista il direttore della ULSS Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. In quel periodo avevamo poche mascherine, pochissimi tamponi e noi abbiamo chiuso la geriatria perché abbiamo avuto il paziente zero, che era una signora appunto anziana conosciuta da noi, che veniva spesso per fare ovviamente ricoveri di controllo e che dalla mattina alla sera ha avuto una broncopolmonite con febbre e poi è deceduta, e da là abbiamo capito che purtroppo anche da noi questa bestia, questo Covid-19 era entrato. 4 giorni dopo la prima vittima l'incubo piomba sull'ospedale di Treviso con il primo decesso per Covid ed un maxi focolaio nel reparto di geriatria. Sono passati 3 anni, sembra un'era fa, eppure quei giorni segnarono l'inizio di un prima e un dopo nella vita di tutti. Ripercorre quei momenti il direttore generale dell'ULSS 2, la devastante prima ondata e poi la seconda, ancora più pesante. Quello è stato il periodo più duro perché non si poteva comunicare tanto con gli utenti, dovevamo usare i tablet perché questi utenti potessero comunicare alle famiglie, e poi ovviamente le persone che non siamo riusciti a recuperare e che sono decedute perché purtroppo è stata un'esperienza terribile. Io devo ringraziare in primis gli operatori sanitari che in quel tempo erano eroi da parte di tutti e che oggi ovviamente sono persone che si sono portati il fardello di 3 anni di peso e continuano a lavorare e hanno fatto la scelta del servizio pubblico, quindi li devo ringraziare. E dopo devo ringraziare anche i
dei cittadini, perché in quel periodo ci sono stati molto vicini anche coloro che ovviamente non avevano avuto il Covid. 3 anni sono passati, vaccini e cure hanno fatto sì che oggi la fase più dura della pandemia sia alle spalle, consentendo un ritorno a quella cosiddetta normalità alla quale tanto a lungo abbiamo rinunciato. Cosa mi sento di dire oggi? Beh, intanto credo che questa esperienza negativa sia passata, ma non dobbiamo mai allentare la presa, perché abbiamo visto che ormai le forme virali possono ricapitare, ritornare anche con dei cicli, però sicuramente questa esperienza ci ha insegnato a essere più solidari. Mi auguro che questo principio continui, il principio di solidarietà, di stare insieme, qualche volta anche di sopportare se magari ci sono delle liste d'attesa lunghe, perché sono dovute a un periodo difficile. E questo era Francesco Benazzi, abbiamo parlato dei 3 anni di Covid l'altra sera a Focus con molti ospiti, abbiamo dato anche un'intervista esclusiva al Presidente Luca Zaia. Tra gli ospiti c'era anche l'esponente del Partito Democratico Laura Puppato, sempre molto critica rispetto a quanto non è stato fatto a suo giudizio durante la seconda ondata. Vediamo. 3 anni con periodi obiettivamente molto diversi gli uni dagli altri. Io ho un ricordo particolarmente drammatico della seconda ondata Covid, che come è noto è stata poi oggetto di numerosi esposti e polemiche proprio in relazione al fatto che ricevevamo chi aveva, rilievo pubblico, chi era riconosciuto, chi semplicemente veniva considerato come un possibile interlocutore sia del personale sanitario sia delle persone che semplicemente si ritrovavano ad avere o un familiare ammalato o qualcuno comunque all'interno degli ospedali, telefonate drammatiche, molti pianti, molta gente che non riusciva a comprendere come mai tutto continuasse a girare. Era il novembre del 2020, il dicembre del 2020 e però la nostra regione, in particolare alcune aree geografiche della nostra regione, erano obiettivamente una zona rossa. E questa era Laura Puppato a Focus l'altra sera, ma ci colleghiamo adesso in diretta con Christian Arboit e siamo felici di risentire l'ex sindaco di Treviso, il leone di Treviso, Giancarlo Gentilini, lo sceriffo che si stacca la stella e non vuol fare più politica. A te la linea, Cristian. Sì, direttore, buongiorno, mi trovo qui in casa Gentilini con Simone Merlo, insomma, sceriffo, leone della politica, insomma, le tue definizioni sono quelle giuste, ma Giancarlo Gentilini è ancora un leone. Già, io graffio ancora. Ciao Baccialli, è una grande soddisfazione di parlare con te perché porti avanti tanti progetti che io ho sempre fatto per la mia città e per i miei cittadini. Ecco, perché siamo qui oggi, direttore? Perché in un'intervista esclusiva al Gazzettino, possiamo dirlo, a firma di Paolo Calia, Giancarlo Gentilini ha preannunciato il suo addio alle scene politiche, insomma non si ricandiderà più come candidato consigliere a Cassugana. È un addio, insomma, scioccante per certi versi, sindaco. Caro Baccialli, sai che ognuno di noi ha una vita fisica e una vita politica, mentre quella fisica non dipende dal portatore, quella politica dipende da quello che ha calcato per tanti anni le scene politiche. Io ricevo adesso in continuazione grandi preghiere da parte dei miei cittadini, i quali dicono: signor Sindaco, torni lei, sentiamo la sua mancanza, abbiamo nostalgia. Ma questa è una implorazione che cozza contro quel principio che io ho sempre nella vita. Non sono in grado di ipotecare il futuro. E quando non sei in grado di realizzare quello che sogni, è tempo di tirare i remi in barca. Quindi oggi dico ai miei cittadini, i quali chiedono: ma se non si candida, almeno ci dica chi dobbiamo votare. E allora
torno sul palcoscenico della politica trevigiana e indicherò quelle persone che sono in grado di appoggiare Mario Conte. Mario Conte che non ha nessuna alternativa e quindi sarà il futuro sindaco che io appoggerò, ma dovrà essere così circondato da personaggi che hanno nel cuore la filosofia gentiliniana. I gentiliniani, perché i gentiliniani ci sono ancora. E Mario Conte è un gentiliniano. Sì, certo, tutti quanti, qualcuno ha cambiato partito, ma non mi frega proprio assolutamente niente. Io sono un leghista, ho portato avanti il mio credo Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi e ho degli amici che mi hanno accompagnato in tanti e tanti anni e quelli meritano di tornare ad appoggiare Mario Conte, che è di sopra di ogni sospetto, perché tutti quelli che si offrono a diventare sindaco devono ancora fare le ossa, perché non si può creare un sindaco così venuto dal niente, dal nulla. Io ho fatto il sindaco perché ho vissuto i momenti della guerra e tutte le traversie della città di Treviso e quindi ho cercato di seminare e portare Treviso e la Lega in tutto il mondo, perché ricordatevi che nel 94 la Lega è nata a Vittorio Veneto e è stata portata in tutto il mondo e io credo che Mario Conte sia in grado di continuare la mia filosofia. Mario Conte che dovrà fare i conti politici però con Fratelli d'Italia, che adesso sulla piazza trevigiana, stando alle ultime elezioni politiche, è maggioritaria forse. Quindi che consiglio dà a Mario Conte? Ascolta Mario Conte, di a Fratelli d'Italia che sono nati adesso e quindi nelle tue decisioni deve pesare su questi nuovi alleati il passato gentiliniano dal 1994. Ci sarà tempo per loro, ma adesso non dimenticare cosa ha fatto la Lega a Treviso. Quindi deve tenere la schiena dritta. La schiena dritta e non lasciarti schiacciare da nessuno, perché altrimenti il leone torna a graffiare e sai se graffio quello viene fagocitato, perché io sono questo un elemento che appoggio chi fa il bene ma distruggo chi fa il male. Allora io la vedo però molto energico, è davvero convinto di questa scelta. Ma oh, ragazzo mio, non posso, c'è un limite, non voglio ridurmi come Berlusconi, sai, no, perché poi la gente si abitua e dice ma cosa fa quel povero vecchierello? E io sono un combattente del 1938, sai, nel 1938 montavo la guardia qua a Treviso e quindi non voglio discorsi così sull'età, scherzi eccetera. Bisogna ritirarsi. Non sono in grado di ipotecare il futuro, caro Baccialli, e quindi mi devo rassegnare con grande dolore di lasciare l'agone politico trevigiano, perché io credo che l'entrata in vigore di Gentilini nel 94 abbia segnato la storia della città di Treviso in tutto il mondo, era conosciuta in tutto il mondo e pretendo da te, caro Mario Conte, altrettanto, segui sempre gli esempi gentiliniani. Lei lascia l'agone politico ma non la piazza trevigiana, continueremo a vederla in centro, in Casugana, continueremo a vederla. Caro Baccialli, cari cittadini, resterò sempre il piazzarotto, quello che ha la carica vitale della trevigianità e che cerca di essere amico di tutti
e nemico di quelli che vogliono il male di qualcuno. Ecco. Chi sono i nemici della città oggi? Sono quelli che parlano a vanvera, che raccontano balle, e quella sinistra che ormai ha fatto il suo tempo e adesso si è frazionata, frantumata, eccetera. Io pretendo invece da Mario Conte e dalla Lega una politica cementizia che non ha più paura di nessuno e deve essere vincente. Io voglio i vincenti, i perdenti non mi interessano e i perdenti sono i sinistrozzi. Le piace Giorgia Meloni? La Meloni è un personaggio nuovo che nasce ma non ha un grande passato. Io voglio giudicare le persone quando agiscono. Vedremo, un giudizio potrò darlo quando vedrò che tante promesse e tanti proclami possano essere realizzati, perché il popolo ha bisogno di risposte, non ha bisogno di balle come succede adesso nei comizi e tutto quanto. Lei non le ha mai dette le balle, nemmeno una mai? No, io ho sempre detto la verità e ho pagato a tutti i livelli, politici, della magistratura, dappertutto, ma ho seminato e adesso raccolgo ancora adesso la gratitudine dei miei cittadini e di quelli che mi hanno sempre voluto bene e mi vorranno sempre bene. Caro Baccialli, questo è il destino di Gentilini, sempre leone che non ha perso il pelo e nemmeno gli artigli, sempre leone. Grazie davvero Sindaco. Ciao. Grazie. Allora, direttore, davvero da casa Gentilini direi che è tutto. Dimmi tu, se no ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie Cristian, io ringrazio molto il sindaco Gentilini che è sempre stato allergico alle poltrone, avrebbe potuto fare altre carriere ancora più prestigiose a Roma, in Parlamento e magari in qualche ministero, ma ha sempre voluto stare dalla parte dei suoi cittadini a Treviso e quindi gli facciamo tanti complimenti per la dignità e l'amore con cui ha svolto il suo lavoro. Comunque poi resterà sempre, al di là degli scranni, delle poltrone, Gentilini resterà sempre a Treviso il protagonista assoluto insieme al sindaco Mario Conte. Grazie ancora Sindaco, a presto, grazie. Pubblicità e poi torniamo con la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa Berti, le grandi opere, la Pedemontana, i lavori per le Olimpiadi, tutto quello che si sta realizzando in Veneto per migliorare appunto le infrastrutture e i trasporti. A tra poco. Avevo tra poco la vicepresidente Elisa De Berti, vicepresidente della Regione, ma intanto andiamo a Bassano del Grappa dove la sindaca Elena Pavana ha sfiduciato i vertici della casa di riposo dell'ISAC. Sentiamo in diretta Chiara Gaiani. Buongiorno, siamo a Bassano, all'interno della sala Ferracina del Comune, dove è appena terminata una conferenza stampa molto importante per la città. Ringraziamo il sindaco di Bassano, Elena Pavan, per essere con noi, che ha dato una comunicazione ufficiale alla città riguardo alla casa di riposo ISAC. Ne abbiamo parlato varie volte delle difficoltà che si vivono all'interno della casa di riposo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'ultimo aumento delle rette, poi anche una delibera relativa alla privatizzazione di questo ente, che ricordiamo è un ente pubblico. La nomina del consiglio di amministrazione è stata fatta sostanzialmente all'atto del suo insediamento, poco dopo, da questa amministrazione, che però ricordiamo non ha poteri di revoca. Voi però in questo momento di forte tensione tra l'istituto casa di riposo e la città chiedete al consiglio di amministrazione di fare un passo indietro, sindaco.
Corretto. Al nostro insediamento, quando abbiamo nominato questo CDA, abbiamo dato un mandato che da una parte chiedeva di risolvere le gravi e storiche problematiche dal punto di vista amministrativo, di gestione dell'ente, e in questo effettivamente il CDA ha fatto un lavoro che a volte è stato anche traumatico nel rapporto con i dipendenti, però l'ente adesso è riordinato. Però quando abbiamo conferito loro l'incarico abbiamo dato anche un altro mandato, che era quello di sciogliere i rapporti all'interno, nel senso di mantenerli buoni, di mettere l'ospite al centro, di prendersi cura delle persone, di mantenere buono il rapporto con i dipendenti e le relazioni con i familiari, oltre che ovviamente con l'amministrazione. E purtroppo in questi anni il rapporto è stato difficile con il CDA, perché ha sempre rivendicato con forza la propria autonomia e la propria indipendenza, di fatto non coinvolgendo l'amministrazione nelle scelte anche difficili, non informando la città adeguatamente su quelle che erano le problematiche che stanno affrontando e che, ci tengo a precisare, non sono solamente di questo ente, di questa IPAB, ma sono di tutte le IPAB della nostra regione, e in questo isolamento di fatto hanno però denutrito l'ambiente interno senza curare i rapporti interpersonali, e quindi compromettendo le relazioni con gli ospiti, con soprattutto i dipendenti e i familiari. E questo è importante per noi come amministrazione dire che non ci va bene. Quindi oggi abbiamo voluto esternare alla città, ai sindacati, ai familiari, ai dipendenti qual è la posizione di questa amministrazione, per quanto sia dolorosa, perché si tratta di persone comunque nominate da noi, però sul loro modo di lavorare la maggioranza non ha fiducia. Ecco, da registrare che nelle ultime ore già 2 dei 5 componenti del Consiglio di amministrazione hanno rassegnato le loro dimissioni. Sono 2 medici, Iavernaro e Meneghetti, e questo insomma vi fa 2 medici che peraltro non saranno surrogati a brevissimo. Sindaco, adesso voi fate un appello al CDA perché ci sia un atto di responsabilità. Sì, il malessere di questi 2 membri del CDA non è recente, ma è risalente, proprio perché non riuscivano a fare quello che abbiamo chiesto loro di fare, ovvero sia di mettere le persone al centro. C'è da dire che il CDA era venuto in maggioranza alcune settimane fa e avevamo discusso insieme delle varie problematiche. Dopo una riflessione interna, la maggioranza, che ha previsto la praticamente unanimità nel dire che non c'è fiducia nel modo di lavorare di questo CDA, alcuni giorni fa io, il vice sindaco e l'assessore al sociale abbiamo incontrato il CDA per intero e abbiamo manifestato la nostra posizione, e questo ha determinato le dimissioni dei 2 medici componenti del CDA, mentre allo Stato restano in carica altri 3 soggetti. Ricordiamo qual è il valore per l'amministrazione della casa di riposo, che esiste dal 1843 a Bassano, quindi proprio insomma un valore molto importante per voi. È un patrimonio importantissimo, è un luogo di assistenza nel quale ci sono le persone più fragili e collegate ovviamente le loro famiglie. È un luogo nel quale vogliamo che ci sia ricucitura delle relazioni, che torni ad essere quel luogo di eccellenza e di benessere. Una volta si diceva che essere lì dentro era come stare in famiglia. Ci piacerebbe che tornasse ad essere questa la situazione, e credo che bilancio e benessere dell'ospite siano 2 concetti che possono coesistere. Ecco, allora ovviamente tutti i servizi nelle edizioni di questa sera. Noi ringraziamo il sindaco Elena Pavani, il sindaco di Bassano, e ringrazio per la collaborazione tecnica Alessandro Costacurta, e da Bassano restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Chiara Gaiani e al sindaco Pavani. Adesso ci colleghiamo in diretta con la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie molte per essere qui con noi a Focus TG. Pedemontana, alta velocità, Olimpiadi, di tutto e di più, Presidente, per il Veneto sul versante delle grandi opere. Partirei, se è d'accordo, con la Pedemontana, perché c'è grande attesa per la fine sono già finiti i lavori, diciamo l'apertura del casello di Spresiano, che immette la Pedemontana sulla 27, quindi è uno snodo molto importante. Quando
quando sarà, se è possibile saperlo, in quale giorno si potrà vedere l'apertura? Allora, ormai siamo agli sgoccioli, è questione di giorni, forse qualche settimana, ma sarà sicuramente a brevissimo. La data non è ancora stata individuata perché bisogna attendere che ci siano le ultime verifiche tecniche da parte di SIS e poi il Presidente ovviamente individuerà la data per l'apertura. C'è tanto fermento, c'è tanta attesa, ma ormai manca davvero poco. Ecco, Pedemontana che è già, insomma, manca dei tratti, manca un tratto verso Montecchio, ma insomma tra poco sarà completata e quindi davvero un'arteria molto importante. Ci sono state polemiche sulla, diciamo, l'entità del traffico, non ancora così adeguato alle aspettative, ma mi pare che poi il traffico si sia intensificato negli ultimi mesi. Allora, diciamo che negli ultimi mesi c'è stato comunque un lieve aumento nei flussi di traffico, poi c'è stato un calo nel periodo natalizio ovviamente e poi c'è stata una ripresa. Il discorso del pedaggio ovviamente è un tasto dolente che è aperto, però partiamo dal presupposto che i pedaggi sono alti e spesso e volentieri sono alti all'apertura delle infrastrutture, finché l'infrastruttura non è tutta ammortizzata. Partiamo dal presupposto che la Pedemontana è un'infrastruttura di interesse nazionale di 94 km e mezzo, dove quasi il 70% è realizzata in trincea, quindi quando fu progettata di fatto si scelse di dare la priorità ad una sostenibilità ambientale, quindi un'infrastruttura che era necessaria ma che non doveva avere un impatto ambientale sul territorio, e questo ovviamente ha la diretta conseguenza che, costando un po' di più rispetto a quello che sarebbe costata realizzandola in piano campagna, i pedaggi sono alti. E ci tengo anche a sottolineare che con l'eliminazione delle esenzioni ai residenti, che vi ricordo la Pedemontana è interessata dal passaggio, interessa 36 comuni, ma erano esentati più di 70 comuni. Il pedaggio, di fatto, col terzo atto aggiuntivo che è stato approvato nel maggio del 2017, c'è stato un ribasso dei pedaggi del 30%. Li abbiamo abbassati, quindi diciamo sono ancora alti, stiamo facendo delle valutazioni, non sono facili, perché se riusciamo a trovare il modo di intervenire soprattutto su chi la utilizza tutti i giorni, perché l'impatto economico è per chi la utilizza tutti i giorni, di fatto sui pendolari può essere un aiuto. Attendiamo anche di vederla aperta tutta, di vederla collegata alla A4, che ricordo il casello di Montecchio non è in carico a SIS e quindi lo stesso completamento, ma nel piano economico finanziario della Brescia-Padova, e quindi dipendiamo dai tempi della Brescia-Padova. Ecco, Vicepresidente, per quanto riguarda le opere complementari, ce ne sono altre da chiudere, insomma, da andare avanti? Allora, come opere complementari di fatto ci sono 68 km e 300 metri di opere complementari in aggiunta ai 94 km e mezzo di infrastruttura principale. Di fatto c'è un'altra Pedemontana parallela di opere complementari. Quando è stato fatto il pedaggio, così mi racconta ovviamente chi c'era, era stato proposto al territorio la valutazione se optare per incrementare le opere complementari di adduzione all'infrastruttura oppure puntare sulla mitigazione ambientale, e il territorio gli enti locali avevano optato per la mitigazione ambientale dell'infrastruttura. Noi abbiamo fatto in questi anni un'analisi di flussi di traffico a Pedemontana chiusa, visto che le preoccupazioni da parte dei sindaci erano molte. Tanti sindaci sostenevano che con l'apertura
della Pedemontana nei loro centri abitati ci sarebbe stato un peggioramento dei flussi di traffico anziché un miglioramento, avevo dato incarico alla struttura di progetto dell'ingegner Pellegrini di analizzare i flussi di traffico a Pedemontana chiusa, in modo che con l'apertura della Pedemontana si potesse avere un raffronto e una verifica anche dei dati sul prima e sul dopo. Diciamo che dalle stime di traffico che abbiamo e che abbiamo fatto fino ad oggi, le situazioni dove i flussi di traffico hanno un peggioramento sono in 2 punti critici del Vicentino. Nella parte trevigiana, ad esempio, la situazione è molto migliora o comunque sicuramente non peggiora rispetto allo stato attuale. È ovvio che una volta che l'infrastruttura sarà aperta, qualora vi sia la necessità di valutare altri interventi, si valuteranno, ma con cognizione di causa. Sicuramente 16 caselli non sono pochi lungo un'infrastruttura di 94 chilometri di strada. Davvero una grande opera che sicuramente renderà più fluido il traffico, avvantaggerà tanti veneti, come era stato anche per il passante di Mestre, tanto contestato. E passiamo alle Olimpiadi, Vicepresidente, Olimpiadi invernali del 2026, anche qui preoccupazioni per ritardi nei lavori, arrivano notizie dall'ANAS, dalla Regione del Veneto, anche rassicuranti per quanto riguarda gli impianti sportivi. Qual è lo stato delle cose oggi come oggi? Allora, guardate, tenete presente che l'assegnazione delle Olimpiadi è stata fatta nel giugno del 2019. Di fatto noi fin da subito, tanto che c'è una lettera di febbraio del 2020 del Presidente che scrisse all'allora Ministro De Micheli, dove al di là di tutte le richieste che le regioni e le 2 province autonome avevano fatto sugli interventi necessari per le Olimpiadi in tutte le sedi olimpiche, nel febbraio del 2020 il Presidente diciamo che riassunse le 2 priorità per le Olimpiadi in 2 varianti, in 2 opere stradali, la variante di Cortina e la variante di Longarone, che non sono 2 opere essenziali e indifferibili, ma sono 2 opere essenziali per il territorio e per migliorare l'accessibilità a Cortina, che unite alla variante di Tai, di Valle di Cadore e di San Vito, che già erano state finanziate e messe in campo con i mondiali 2021, possono veramente migliorare l'accessibilità a Cortina da sud verso nord. Queste 2 opere verranno realizzate. Ecco, tenete presente che sempre nel 2020 il Presidente chiese alla De Micheli di nel frattempo che la società infrastrutture Milano Cortina 2026 fosse costituita, di autorizzare ANAS ad avviare le procedure di progettazione, perché altrimenti con queste 2 opere saremmo arrivati in ritardo. Il Ministro De Micheli autorizzò ANAS ad iniziare la progettazione, Regione Veneto insieme con ANAS, fin tanto che non è stato nominato il commissario, hanno avviato le procedure di progettazione. Questo solo a testimoniare il fatto che non siamo stati fermi ad aspettare che tutto fosse pronto. La società infrastrutture è di fatto attiva dalla primavera del 2022 e il commissario ha tutti i poteri e la possibilità di muoversi esattamente dall'anno scorso. Abbiamo avuto la possibilità con ANAS di consegnare al commissario, all'ingegner Sant'Andrea, delle progettazioni già avviate sia per la variante di Cortina che per la variante di Longarone, e anche un progetto di fattibilità tecnica economica per la pista da bob. La pista da bob, il villaggio olimpico, il Medal Plaza, il Palazzetto del Ghiaccio, sono tutti interventi che sono considerati essenziali e indifferibili perché necessari alla realizzazione delle Olimpiadi, e su quelle abbiamo avuto delle rassicurazioni dal commissario che arriveranno in tempo. Invece per quanto riguarda le 2 varianti, verranno parzialmente
realizzate per le Olimpiadi e finite sicuramente dopo l'intervento, dopo l'evento, però diciamo che quello che a noi interessa oggi come oggi è che le due varianti siano completamente finanziate, e non c'è il problema per Longarone perché è già completamente finanziata, ma anche Cortina stiamo puntando per finanziarla tutta, quindi progettarla completamente, bandirla, poi se verrà realizzata parzialmente per le Olimpiadi non è un problema. Questi sicuramente sono i lasciti più importanti per il territorio di Cortina, perché senza le Olimpiadi non sarebbero mai state finanziate. Presidente, vediamo intanto il trailer ufficiale della Regione sulle Olimpiadi. Volevo chiederle anche il fatto se i cortinesi sono anche consapevoli del fatto che questa variante di Cortina, se non ho capito male, sfoga il traffico non in centro cittadino, quindi davvero salvando il centro, rendendolo più bello, più fruibile, e passando invece altrove. È questo, diciamo, il motivo per cui viene realizzata la variante anche, no? Sì, diciamo che c'è sempre stato il detto che comunque i camion che passano sotto il campanile della chiesa e quindi in centro a Cortina non è proprio un bel vedere per una città come quella di Cortina, e per il turismo, ma anche l'immagine che la stessa Cortina darà, ma non solo Cortina, darà del Veneto in tutto il mondo. Quindi riuscire a portare fuori dal centro abitato i mezzi pesanti o comunque tutto il traffico di passaggio e di attraversamento è fondamentale. Bene, Vicepresidente, andiamo un minuto in pubblicità e poi torniamo da lei a tra poco. Di nuovo in diretta con la Vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che ricordo ha la delega per gli affari legali, per le infrastrutture, per i trasporti. Presidente, parliamo di alta velocità. Ne abbiamo sentito poco fa un cittadino, l'esponente di un comitato padovano contro gli espropri. Come sta andando avanti l'alta velocità, la TAV? Nel frattempo vedremo immagini riprese dal drone nel tratto Verona-Padova. Allora, per quanto riguarda i cantieri sono già attivi di fatto sulla tratta Brescia-Verona e Verona-Altavilla, diciamo, arriviamo alle porte di Vicenza. Deve andare in CIPE, qui i cantieri sono già avviati, deve andare in CIPE il progetto definitivo dell'attraversamento di Vicenza. Poi per quanto riguarda, e fino a qui è tutto finanziato anche con risorse PNRR. Il fondo complementare al PNRR aveva stanziato 25 milioni di euro a favore di RFI per la progettazione della tratta che da Vicenza va, escluso ovviamente la città di Vicenza, arriva fino a Padova. Sono in corso degli approfondimenti, il RFI sta redigendo il progetto, ma non c'è ancora nulla di definito. Diciamo che inizieranno i confronti con i territori nel momento in cui la bozza di progettazione avrà qualcosa di concreto alla fine di andare a condividere anche con il territorio eventuali miglioramenti, perché una cosa su cui io ho sempre battuto sulle grandi infrastrutture è che le grandi infrastrutture devono essere fatte, ma devono essere condivise con i territori, e per me è inconcepibile che un sindaco non sia al corrente di quello ovviamente che succede sul proprio territorio. Quindi da questo punto di vista e sotto questo aspetto ho sempre caldeggiato tantissimo i tavoli, i confronti e soprattutto l'apertura nei confronti dei territori. Noi come Regione non abbiamo competenza, ma diciamo che facciamo un'attività di coordinamento e di regia tra gli enti locali, il territorio e gli enti superiori, quali possono essere in questo caso RFI o il General Contractor. Certo. Senta, in generale sulla questione PNRR ci sono ovviamente timori di infiltrazioni mafiose. Che cosa ci dice al riguardo?
Ma guardi, bisogna assolutamente stare molto attenti, essere molto vigili anche su questo fronte. Noi stiamo portando avanti dei progetti che nel giro di qualche mese renderemo pubblici proprio per rendere ancora di più difficoltosa la possibilità che ci siano queste infiltrazioni. Ovviamente al di là del PNRR, tutte le PNNR e tutte le grandi infrastrutture che ci possono essere, anche le Olimpiadi sono sotto l'occhio, la lente di ingrandimento, diciamo, perché è sempre un pericolo. Un'ultima cosa, scendendo un po' nello specifico, molti trevigiani ci chiedono notizie sul terraglio, molti altri cittadini ci chiedono notizie sulla quarta corsia della 4, su questo? Allora, la terza corsia della 4 della Venezia-Trieste, la procedura sta andando avanti e sapete che su un accordo, in base ad un accordo avvenuto tra il commissario Federiga e il presidente Zaia, sono stati trasferiti dal Friuli al Veneto 50 milioni di euro che servono per avviare tutti i lavori sui cavalcavia, perché dovendo essere allargata l'autostrada anche i cavalcavia devono ovviamente essere adeguati, quindi devono essere demoliti e ricostruiti. La gara è stata aggiudicata ed è in corso in via di aggiudicazione a breve, però si partirà veramente a stretto giro con tutte le lavorazioni, e anche questo è un anticipo, è un segnale per dire non perdiamo tempo se ne possiamo recuperare. Per quanto poi riguarda la gara che verrà fatta, io confido che il passaggio della concessione venga definito entro quest'estate, il prima possibile, da Autovie a SAA, e possa essere bandita la gara per la realizzazione della terza corsia, e quindi i lavori possono iniziare in fretta. È ovvio che nel momento in cui si parlerà di cantierizzazione dei lavori verranno poste in essere tutte le accortezze per poter accelerare i tempi. Il presidente Zaia ne ha parlato anche con il ministro Salvini, e quando sarà il momento tutto quello che si potrà fare verrà fatto. Per quanto riguarda il Terraglio Est, sapete che siamo stati ad un passo dal finanziarlo con un acconto dei fondi FSC che erano stati anticipati dal Ministero, non dal Ministero delle Infrastrutture, ma non so se era il Ministero delle Riforme, comunque era il Ministro Carfagna. Purtroppo quell'anticipo, poiché ci sono state delle osservazioni dalla Commissione Via e il progetto era lievitato dai 20 milioni, era andato ai 28 milioni, non siamo riusciti ad usufruire di quelle risorse. Stiamo aspettando, perché ci sono interlocuzioni in corso tra il ministro Fitto e il ministro Salvini, per valutare eventuali altri anticipi sui fondi FSC o addirittura di avviare la programmazione. Però diciamo che con i fondi FSC il Terraglio Est ha la priorità e verrà finanziato. Il progetto è già pronto per essere messo in gara. Appena verranno confermati i finanziamenti, anche quest'opera potrà partire. Vicepresidente, la ringraziamo moltissimo per essere stati con noi. Grazie a voi. Il bello è che lei mi ha detto sono raffreddata, sono messo peggio io alla fine. Lei si è comportata molto meglio di me nonostante il raffreddore e la tosse. Grazie Vicepresidente, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata, grazie. arrivederci. Grazie Elisa De Berti, e noi con Tony Esposito in regia siamo tutti un po' malaticci di questi tempi. Tony Esposito, chi c'è con te Tony oggi? Alberto Pivetta. Ci rivediamo domani a mezzogiorno, stasera come sempre a Focus alle 21:15. Buona giornata, grazie, arrivederci.